La laguna veneziana si conferma come la zona umida più importante d'Italia. Si è concluso oggi il censimento annuale degli uccelli acquatici svernanti presenti nelle zone lagunari del territorio in servizio. Oltre 200.000 uccelli acquatici, una cifra che verrà ampiamente superata nel corso di quest'anno. Il censimento annuale degli uccelli svernanti delle zone lagunari conferma il primato della provincia veneziana. Un'operazione non facile, quella del conteggio, condotta in 3 giorni da una trentina di operatori tecnici specializzati, 20 agenti di polizia provinciali e alcuni operatori delle valli. È un censimento di tipo assoluto, quindi tutti gli uccelli acquatici, appartenenti alle famiglie degli aironi, degli anatidi, insomma tutti gli uccelli legati agli ambienti acquatici vengono contati soggetto per soggetto. Laddove sia possibile è un censimento esatto, pochi esemplari sia un numero esatto. Laddove ci siano delle concentrazioni importanti, significative di esemplari, si va a una stima di quello che può essere il gruppo o lo stormo dei vari uccelli acquatici. I dati raccolti qui a Venezia poi confluiranno in una banca dati nazionale e poi in una banca dati europea, perché questi conteggi che stiamo facendo a Venezia sono svolti in contemporanea in tutte le aree umide importanti d'Europa, in modo da avere una fotografia generale delle popolazioni di questi animali. In crescita soprattutto le specie di anatre come il germano reale, l'alzavola, il mestolone e il codone. Ma numerosi sono anche i cormorani, cigni reali, svassi, fischioni e aironi. Uno spettacolo naturale reso possibile grazie al ricco ecosistema della laguna veneziana, ammirato anche dall'assessore provinciale alla caccia Mario Dalla Torre. È un censimento importante perché rileva come questo ambiente sia diventato un ambiente di pregio e che dà numeri importanti di presenze. Credo siamo la prima realtà ambientale d'Italia. Quest'anno oltretutto io do un significativo ringraziamento ai valicoltori che con il loro lavoro, con la tenuta delle aziende mantengono in maniera egregia questo ambiente.